Coach Enrico Mariotti, chiuso in maniera molto positiva la regular season, in doppia cifra, squadra cinica, precisa, bella vittoria, ottima prospettiva per i playoff. Sì, abbiamo chiuso bene questa regular season con una bella vittoria che ci serve chiaramente per prepararci al meglio per il playoff e giocarcelo fino all'ultimo. Una partita mai in discussione, mi è sembrato di vedere un Bassano non troppo motivato, non lo so, forse l'orario, forse altre circostanze che non sono a conoscenza, però ecco, una squadra che è quarta, che sta lottando per rientrare nel playoff, però sono problemi che non ci riguardano e noi siamo contenti perché ci stiamo allenando bene, ci stiamo preparando bene al playoff, abbiamo fatto un'ottima partita e ora niente, pensiamo a domani già all'allenamento per continuare il nostro programma e avvicinarsi a sabato prossimo, dove giocheremo in casa la prima, sperando di avere anche un buon numero di pubblico e dove ci giocheremo le nostre chance. Partita affascinante, un derby lo è sempre, ma queste squadre, Correggio ha dimostrato di meritare la seconda posizione, non ha mai preso imbarcate, ma neanche Scandiano ne ha mai presi di imbarcate, è sempre rimasto in partita. Cosa occorrerà per scardinare questa squadra? Ma secondo me un po' di esperienza di playoff ne ho avuta in carriera e la cosa più importante è arrivarci fisicamente bene e mentalmente ancora di più, è la cosa più importante. Noi adesso siamo tranquilli, i ragazzi si allenano molto bene, in tranquillità, sappiamo di trovare un avversario forte, ma è uno stimolo per noi per far bene, per misurarci e per superare le difficoltà e provare ad andare in finale. Poi appunto dalla nostra tranquillità dipenderà tanto il risultato della partita. Un'ultima domanda, primo anno Scandiano, finita la regular season, un bilancio di questo tuo primo anno Scandiano, cosa ti aspettavi, qualcosa di più e cosa invece ti ha soddisfatto maggiormente? Ma io mi aspetto sempre di più, anche quando vinco e raggiungo l'obiettivo trovo sempre qualcosa che bisogna migliorare e quindi questo secondo me è il primo aspetto di un giocatore o di un allenatore, di non accontentarsi e pensare subito a cosa posso migliorare per essere più forte domani. In questo i ragazzi si sono messi a completa disposizione, abbiamo rivisto alcune abitudini, alcune situazioni, alcune cose e grazie alla loro disponibilità e credo che il gruppo è cresciuto nel tempo, siamo arrivati, abbiamo centrato l'obiettivo del playoff. Adesso chiaramente sappiamo che è molto difficile, ma se lo è per noi è anche per gli altri, quindi è un bilancio credo positivo in generale e ora però manca di vedere il finale del film. Grazie e in bocca al lupo. Crepi il lupo.